Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Al Castellani si affrontano Empoli e Padova per la 7ª giornata del campionato Serie B-Win per la 15ª volta nella storia. Aglieti conferma il tridente Saponara, Coralli, Tavano. Dal canto senza gli squalificati Legati e Dramé sceglie Perin al posto dell'infortunato Pelizzoli. Arbitra Tozzi di Lido di Ostia. Partita bella e divertente soprattutto nel primo tempo. Pronti via, subito la prima emozione. Meno di 2 sul cronometro. Italiano con il destro. Calcio di punizione però che finisce alto. Al minuto 9 la prima azione dell'Empoli, Empoli che trova immediatamente il gol. Coralli in verticale per Tavano, la posizione regolare, il sinistro di Tavano per l'1-0 Empoli. Empoli che si beve il Padova dopo 9 minuti. Per Tavano il 7º gol in 7 partite. Bravo a saltare Perin, l'ex attaccante del Livorno, a segnare il gol del vantaggio per i toscani. Al 12esimo la risposta immediata del Padova, il cross in mezzo, il gol dell'1-1 firmato da Portin, scelto da Dal Canto per sostituire l'infortunato Trevisan. Il difensore finlandese ex Ascoli gira con il destro e con l'aiuto del palo trova il pareggio. E il Padova a fare la partita con uno straordinario Cutolo. Qui rientra sul destro, poi calcia con il sinistro. Pelagotti è super al minuto 17. Ancora Cutolo protagonista al 24esimo. Prende la linea di fondo, non lo tiene Ficagna, il cross in mezzo. Cacia a porta vuota per il 2-1 Padova. Il secondo gol in campionato per Cacia. L'errore di Pelagotti che prova a trattenere il pallone, lo tocca solamente. Lo regala Cacia per il 2-1 del Padova. Ancora Cutolo protagonista, 40esimo, va sul sinistro, questa volta sceglie la conclusione, non l'assist. Para Pelagotti, si va a riposo sul 2-1 per gli ospiti. La ripresa dentro Boucher per Signorelli, ma la prima emozione è del Padova. 53esimo, Italiano destro a giro, ma che non scende. Italiano poi al 63esimo lascerà il posto a Milanetto. Milanetto è protagonista 6 minuti più tardi. 69esimo, Dumitro di testa sui piedi proprio dell'ex Genoa che si coordina e segna un gol così. Mostruosa conclusione dalla distanza. Secondo gol in campionato per Milanetto dopo quello alla Sampdoria. Il Padova va sul 3-1, non può nulla Pelagotti, per nulla colpevole sulla conclusione di Milanetto. Minuto 71, Lazzarevic sul filo del fuorigioco, prova ad angolare, lo fa troppo però, la disperazione dello sloveno. Empoli però metterà in salita ancora di più la sua partita, perché Cacia al minuto 72 serve a Cutolo la palla del 4-1. Bravo l'ex Crotone che segna un gol meritato, migliore in campo Cutolo. 4-1 per il Padova. Empoli si sveglia solo nel finale. Saponara al 74esimo calcia su Perin, arriverà poi il gol del 2-4 con Ficagna in mischia. Bravo ad anticipare la difesa del Padova, il terzino destro di Aglietti. Segna il gol del 2-4 e l'ultimo gol del match. Vince il Padova, Padova che vince e convince, sale al primo posto in classifica con il Torino